estate, per il periodo feriale, la Cassazione, come i tribunali, chiude, però lascia aperta una sezione che si chiama sezione feriale, che ogni anno è chiamata a giudicare. Questo è il decreto con cui il Presidente della Cassazione Lupo 2 anni fa spiegava i compiti della sezione feriale, e appunto spiegava che i compiti erano quelli di esaminare i processi che non erano rinviabili dopo l'autunno. Perché? Per 2 motivi: o perché avevano degli imputati detenuti che rischiavano di stare in carcere troppo rispetto al dovuto, oppure che rischiavano di uscire per decorrenza dei termini, e l'altra ragione era l'esame dei procedimenti per i quali la prescrizione maturi durante la sospensione feriale o nei successivi 45 giorni. È esattamente il caso del processo per i diritti Mediaset, che per metà, più della metà, si sarebbe prescritto se fosse stato fissato alla ripresa dei lavori, visto che uno dei 2 reati scade il 13 settembre. Un altro paese non ci sarebbe discussione in Parlamento. Perché? Perché intanto chi è stato condannato in primo e secondo grado per frode fiscale sarebbe già stato spazzato via dai suoi stessi uomini di partito, dai suoi stessi alleati, per la vergogna di sedere a fianco a lui, ma soprattutto un politico che chiedesse la prescrizione anziché una sentenza per un reato così grave evidentemente non risponderebbe più ai requisiti previsti dalla Costituzione, che all'articolo 54 recita: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Quale disciplina e quale onore può vantare un signore che uscisse da un processo per un reato così grave come la frode fiscale, e che ha fatto 3 volte il premier e che attualmente è uno degli azionisti principali del governo, uscendo per prescrizione da un reato come quello, cioè uscendone non perché è innocente ma perché è colpevole e l'ha fatta franca? Da noi naturalmente siamo una tacca sotto i paesi del terzo mondo, e quindi queste cose possono succedere e sono considerate quasi normali.